Ha confessato Antonio Chiarenza, il 32enne di Pallagorio, che intorno alle 4 di questa notte ha coltellato sua moglie Raffaellina Giuseppina Gentile nella loro abitazione. In casa al momento del delitto vi erano anche i loro due figli di 3 e 4 anni. Subito dopo l'omicidio l'uomo era andato dai vicini per dare l'allarme e avvertire i suoceri, tentando di far credere che la tragedia fosse scaturita da un tentativo di rapina, parlando di 4 persone sconosciute che si erano introdotte in casa. Successivamente però, sotto pressione durante l'interrogatorio dei carabinieri di Ciro Marina, ha confessato di essere stato lui a uccidere la donna. Spinto probabilmente dalla gelosia, ha brutalmente inferto 7 coltellate sul colpo della moglie, 4 alla schiena e 3 al petto, fino a quella presumibilmente mortale alla gola. La donna di 37 anni insegnava educazione musicale alla scuola media di Belvedere Spinello. L'arma del delitto, rinvenuta in una vicina scarpata, era un coltello a serramanico. Si attende ora il risultato autoptico che il personale medico intervenuto sul luogo del crimine sta effettuando sul cadavere della donna. È una vicenda agghiacciante, è una vicenda molto triste, è una vicenda che anche è stata caratterizzata da una crudeltà notevolissima. Ne stiamo approfondendo per capire quali possono essere stati i motivi che hanno portato a questo scatenamento di violenza aggressiva omicidiaria. È stata rinvenuta in una vicina scarpata e un coltello a serramanico che è stato usato con una brutalità spaventosa. Io ho disposto per l'esame autoptico, ma consentitemi di dire la vicenda più triste e il pensiero in questo momento, il mio pensiero va a questi 2 bambini.